Abbiamo deciso di dare un premio non solo a un vino, ma a un'identità e quindi a una persona che ha una visione. Vince il miglior vino identità di Alpe Adria 2018, la Ribolla 2009 di Francesco Gravner, credo che ci sia Matteja Gravner con noi, Oslavia, siamo ai confini, la sigla ci vuole forte qua, perché più andiamo in là, eccola qua, benvenuta, ciao. Allora, sappiamo che tuo papà, prego il microfono, era in vigna e domani alle 4:30 si sappiamo alza che a per tuo vigna, papà quindi... non interessano i premi, insomma è sempre stato anche un po' non contro, ma insomma ha sempre detto la sua anche nel mondo dei giornalisti, nella cultura del vino, e poi ha sempre però vinto. Sì, ha vinto tra il pubblico poi alla fine, tante volte è stato un ritorno su qualche giornalista, in realtà no, chi poi l'ha conosciuto anche con qualche, come dire, vivace dibattito, però insomma Certo. alla fine riesce a farsi capire. No, ma io mi ricordo quando lui è stato il papà dei vini naturali in Italia. Beh, Dico tra bene? i primi, dai, cioè. No, non non possiamo... che Stanco che... Sì, c'è anche Stanco che purtroppo è scomparso, ma diciamo che è uno dei padri dei vini naturali in Italia e dei vini in anfora. Sì. Quindi in questa uva, c'è tanto lavoro in vigna, Sì. e c'è lavoro in cantina, ma niente chimica, niente, tutto in maniera naturale, vero? Ma quando la natura dà tutto, più che avere pazienza non serve. Ecco, secondo te, cos'è effettivamente che fa la differenza di una ribolla? Perché tra l'altro so che tuo papà mi raccontava, quando siamo stati a trovarlo con l'amico Ivan, mi raccontava che vuole fare solo la ribolla. Sì, in effetti dal 2013 l'unico vino bianco che produciamo è Ribolla, quindi il bianco Breg stanno uscendo le ultime annate perché sono state prodotte, però appunto dal 2013 in poi non ci sono più le uve per farle. Non ci sono più le uve per farle, quindi ci sarà solo la ribolla? Sì, ci sarà solo abbiamo precorso i tempi, abbiamo, insomma, dando questo riconoscimento a questo vino e a questa identità particolare, secondo te? Beh, avete sicuramente colto quello che è la speranza e il lavoro di papà. Certo, e tu in famiglia hai un'identità particolare? È una non identità, cioè tutto ciò che non è produzione. Quindi... Tutto ciò che non è però assaggi evidentemente, insomma, sì, però ne senti parlare di vino tutto il giorno, sì, certo. e quindi c'è tanto amore per il vostro territorio. Beh, se no non resti lì, insomma. Se no non Oslavia, resti oltre lì. a Ribolla c'è poco. Tra l'altro lì è un territorio dove si è fatto, negli anni che furono, si è fatto guerre pesanti, sono stati insomma anni duri, difficili, e quindi tutti i territori di confine, l'Alpe Adria è anche bella per questo, perché ci sono personaggi particolari proprio per questo motivo. Matteja, io cosa devo dirti? Ribolla gialla 2009, Gravner, Matteja Gravner con noi, che porterà il nostro saluto, il nostro applauso al papà. Ecco. Papà vi saluta, però ovviamente venire... Così ci saluta da lontano, ma chi avrà voglia e passione di andare a trovare e assaggiare, ovviamente molti di voi hanno assaggiato questo vino, alzi la mano, insomma, ecco. Quindi si capisce subito che è un uomo molto conosciuto, ma è anche un vino molto rispettato e conosciuto. Grazie di essere con noi e buona continuazione.